Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, 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 buona radio. Bentornati a un'altra puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca, voce e sorrisi di Radio Libertà. Fatevi sentire anche voi, mi raccomando, è sempre più forte, commentando le nostre dirette sui social, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su tutti i touch point da dove ci potete ascoltare e vedere, perché Radio Libertà è anche una visual radio. Bando alle ciance, eccoci qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Buongiorno e ben ritrovata, è tornata a trovarci Laura Cianci. Preparate carta e penna e una tisana di buon umore perché oggi parleremo di creatività. Ci parlerà oggi di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile la nostra coach Laura Cianci, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Ci posta la canzone Ricetta di donna di Ornella Vanoli del 1980 perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donne scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. E siccome Pesca dalla rete è una trasmissione tutta al femminile, salutiamo e ringraziamo alla parte tecnica la nostra Sveva. Grazie Sveva, buongiorno e ben ritrovata. Allora, partiamo con la nostra intervista. Nome? Laura Cognome? Cianci, Città? Milano. Aspetta che alziamo il volume perché non so se ho io il volume basso o se... Ok. Professione? Personal e business coach. Mi piace appunto formare, quindi fare la formatrice e facilitare la creatività. Cosa fai col tuo lavoro? Cosa faccio? Bella domanda. Aiuto le donne a riscoprire la propria creatività, no? Per affrontare quindi transizioni, crisi, cambiamenti professionali, ma con più fiducia e autenticità. E cosa non fai? Non offro soluzioni del tipo preconfezionate, no? Perché accompagno, ma assolutamente non dirigo, cioè non ti dico cosa devi fare, ecco. Certo. Senti, da quanti anni sei in rete al femminile? Guarda, dal 2022 quando ho iniziato a essere freelance. E perché sei in rete al femminile? Guarda, amo tantissimo fare avere le connessioni, cioè credo molto nelle connessioni, fare network tra le donne, in questo caso appunto professioniste, quindi che hanno la stessa più o meno attività o comunque che siano simili a me con cui condividere e soprattutto valori, ma anche visioni, fare sinergie, insomma, cose di questo tipo, ecco. Qual è secondo te il potere delle donne nel mondo del lavoro? La capacità di generare connessioni, in questo ci credo, connessioni autentiche e trasformare quindi la cura, che di solito noi abbiamo nei confronti delle cose, delle persone, in competenza strategica. Senti, una curiosità, hai un portafortuna sulla tua scrivania? Sì, una mug che è di ceramica con su scritto Supermamma, se vuoi te la faccio pure Ma vedere. certo, volentierissimo. Vediamo che Eccola bello. qua. Vedi? È un Oh, po' che rotta perché è caduta, manca il manico, bellissimo! però comunque mi piace molto, perché me l'ha Bellissimo, regalato una mia carissima amica americana e visto che siamo molto legate, mi piace molto tenerla come che portafoglio. bello. Cosa volevi fare da bambina? Che ridere, la veterinaria. Ah, Poi ho capito che era troppo difficile, ho rinunciato. però hai adottato animali poi nella tua E vita? ho due micetti. Una adesso sta Fantastico. dormendo e l'altra pure, però dall'altra parte. Senti, giochiamo un po' con le parole. La parola che manca nel tuo lavoro e se non c'è che vorresti inventare proprio.
Allora, mi era venuta in mente questa bellissima parola, incuoramento, che è un po' strana da dire, però cioè, sai quell'arte di mettere il coraggio dentro le persone, no? Quindi Certo. quando ti senti persa, dico, no, guarda che ce la puoi fare, no? Ce l'hai dentro di te. E questo incuoramento mi sembrava molto carina come idea. Senti, torniamo a quando studiavamo le poesie a memoria. Ti ricordi ancora un verso di una poesia a memoria? Allora, mi piace molto quella di Leopardi perché era un romanticone, mi piaceva moltissimo, cioè tipo sempre caro mi fu quest'erm erm colle, cioè questa siepe che da tanta parte, dall'ultimo orizzonte il guardo esclude, però ogni più di quando riesco, cioè non mi ricordo molto. Senti, sulla musica invece come andiamo? Che musica ti piace? Allora, io rimango sempre sintonizzata sulla musica classica, il pianoforte, ma anche la musica pop mi piace, insomma, dai, trovo qualcosa di interessante. Allora, una domanda difficilissima. Ti ricordi una conta che facevi da bambina? Ambarabaciciccoccò, cos'è la 3 civette sul Poi penso da che sia che poi da grande ce l'hanno massacrata questa conta, ci han detto che non, in insomma, che effetti non era esattamente quello che dicevamo, insomma, non si è ben non era capito cosa è proprio successo a queste tre educativa, ecco, civette insomma. sul Comò, non si capisce cosa sia successo, va bene. Il tuo gioco da bambina preferito? Ciccio bello. Vabbè, ma veramente, sfondi una porta aperta, io adoravo il cicciobello. Mamma mia, quanto l'ho desiderato, poi quando l'ho ricevuto per me è stato proprio Pensa che io ho cioè subito un trauma da piccola col cicciobello. no, perché io l'adoravo, gli facevo il bagnetto. Ecco, diciamo che il primo bagnetto l'ha completamente distrutto perché c'era dentro la Esatto. No, a polverina, me è ecco, successa insomma. una cosa analoga perché, giocando con un parete che era assolutamente una cosa giocosa e scherzosa, eccetera, tira tu che tiro io, tira tu che tiro io, gli è rimasta in mano la testa del mio ciccio vedi la faccia che hai fatto tu, è già eloquente, è rimasta Poverino. in mano la testa del No, ciccio. vabbè, io gli ho anche Io tagliato i penso di aver capelli. pianto un mese intero, poi mio papà santo ovviamente l'ha riparato, eccetera, eccetera, però al momento ero rimasta traumatizzata da questa cosa, perché Sì, veramente Cicciolello era così bello che ti sembrava veramente un bimbo, no? Quindi esatto. Io ci rimasi molto male quando gli tagliai i capelli e scoprì che appunto non non cresceva. potevano ricrescere. Vabbè. Senti, e la trasmissione che guardavi da bambina? Allora, le mie preferite erano Heidi, Anna dei capelli rossi e Remy. I Eh, 3 cartoni cartoni animati animati, standard che sì. partivano, mi sembra, dalle 4:30 del pomeriggio, mi ricordo, Sì, dopo i sì, sì. compiti. Senti, partiamo, prendiamo la macchina del tempo. In che epoca mi porti e perché? Mi piacerebbe tantissimo, perché mi piace tanto la musica di Bach, soprattutto la toccata e Mm. fuga. Mm. Sarebbe bellissimo riuscire a sentire lui che suona l'organo, cioè io morirei, Beh, perché penso anche io morirei mi insieme a te, piace probabilmente, quindi tantissimo. torniamo subito qua prima che ci venga uno sciopone a tutte e due per la felicità. Senti, allora, conosci uno scioglilingua nel tuo dialetto? No, nel dialetto no, perché, faccio fatica, ho Mm. sem non lo so, come se avessi un po' odiato i dialetti, ho Perché sempre tu poi sei ligure, non sei milanese, giusto? un misto, perché i miei genitori sono calabresi, Oh, che meraviglia. io sono nata a Sanremo, ora sono a Milano da molto tempo, per cui non è che adori tantissimo i dialetti, però diciamo che quello che proprio non riesco a dire, se dovessi dirlo velocemente, è quello che dice appunto ci provo, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, giusto? Sì. Spero che sia così, ma non riuscirei a dirlo velocemente perché Velocemente patino è su difficilissimo in realtà. Va bene, colore preferito. dico sempre il rosso perché in effetti è il mio colore preferito, però anche il blu, infatti io ogni Sai cosa tanto si dice? alterno. Sai cosa si dice a Milano? Cinghé più sei marus. Tradotto in lingua Cinghé più sei incomprensibile. marus vuol dire 5 centesimi di più marus, no? Che il rosso è Belli prezioso, no? Che, magari vuoi una camicetta, un paio di scarpe, ah, anche se... bellissimo. Sì, 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 A me esatto. piace molto. È bellissimo, sì. Ce l'hai anche sullo smalto, l'ho notato.
Senti, tre sostantivi o tre animali che in qualche modo ti definiscono. Ok, allora ti direi il gatto per la Mm? pazienza. Mhm. Poi l'ape perché per la curiosità, no? Sai quando salta da un fiore all'altro, sembra un pochino me quando devo scegliere i profumi all'interno di una profumeria e vado da una parte all'altra, poi non capisco più nulla e non prendo più nulla. Eh sì, perché poi vai in confusione, cioè, Totale confusione. E cioè, il delfino mi piace tantissimo, mi affascina perché o meglio, ho visto documentari che dicono che si connette molto con l'essere umano, no? Ed è mm. anche molto protettivo e queste due caratteristiche mi piacciono moltissimo. Quando hai detto ape, mi è venuta in mente la bellissima poesia di Alda Merini che finisce con il verso "Sono una piccola ape furibonda". E quindi quando penso alle api mi viene sempre in mente Alda Merini con questa sua poesia meravigliosa. Allora, se tu fossi un supereroe, no? Tipo quelli della Marvel, che superpoteri avresti? Mi piacerebbe poter portare chiarezza, difficile, nei momenti di caos e di crisi, con un tocco di magia, sai, tipo una bacchetta magica, Ah, che bello! tutto sparisce e voilà, Esatto, ma magari. magari. Allora, ipotizzando che tu potessi avere un amico immaginario, sarebbe un drago o un unicorno? L'unicorno dai, è carino, è magico, perché rappresenta un po' quel coraggio di essere diverso rispetto agli altri, però è un po' fuori dagli schemi, no, sai io sono un po' creativa, mi piace la creatività come ti dicevo. Dico sempre appunto che la creatività è come stile di vita, quindi il fatto di poter essere un po' fuori dagli schemi ogni tanto serve, ecco, mettiamola così. Senti, che tipo di viaggiatore, viaggiatrice, scusami, sei? Curiosa Eh? sicuramente, contemplativa perché quando cammino mi piace anche stare in silenzio, no? Osservare, guardare e cercare di assorbire un po' tutto quello che mi circonda, no? Quindi andare un pochino oltre, ecco. Non- Cosa ti fa dire oggi ne è valsa davvero la pena? Ah, che bella questa domanda. E allora, nel lavoro che faccio sicuramente quando alla fine dei percorsi, le clienti ti restituiscono un feedback del tipo, "Sento che è cambiato qualcosa dentro di me", no, e questo sicuramente mi fa stare bene, ecco, mi fa capire forse ho fatto la scelta giusta. Che bello. Senti, hai un sogno ricorrente? Sì, la mia mamma che mi guarda da lassù, tipo se Ah, mi volesse dare un abbraccio, un bacio, la mia compagnia. quindi in quel super mom della tazza c'è un po' anche di questa Ci mamma, sta molto, quindi, sì, devo vero? dire. Eh? Di cosa hai paura? È una cosa che, beh, penso che sia la paura più grande di tutti noi, quindi la morte. Però il fatto che possa succedere anche agli altri, no, quindi alle persone care, questo mi terrorizza molto. Tornando sempre, no, nel passato, quale personaggio vorresti intervistare e cosa vorresti chiedergli? Ultimamente ho letto un po' di Frida Kahlo e devo dirti la verità, cioè, vorrei proprio chiederle come ha fatto a fare quello che ha fatto nonostante tutto, cioè nel senso, nonostante la malattia, nonostante l'incidente, nonostante tutto, però questa forza, questo Forte, coraggio, pazzesca, dove l'ha trovato, come ha fatto a metterlo in pratica, ecco. davvero. I tuoi hobby? Sicuramente passeggiare, Mm? leggere ovviamente mi piace molto e giocare con i micetti, perché mi Dice. lasciano un po' di leggerezza, un po' di tranquillità, serenità. In quale città vorresti realmente vivere? Ti direi Milano, dopo Mm. adesso che ci sono da tanti anni, devo dirti che offre tante possibilità, per cui per ora rimarrei qui. Sì, 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 decisamente, molto bella comunque. Allora, immagina di dover lavorare senza internet per una settimana. Come ti organizzeresti sul lavoro e cosa faresti? Interessante. Sarebbe un po' difficile perché effettivamente la maggior parte del lavoro che svolgo lo svolgo attraverso internet, quindi
Per cui ti direi, farei, che ne so, delle sessioni ovviamente in presenza a questo punto, dal vivo, ecco. Scriverei molto più a mano, cosa che comunque già faccio, continuerei a farlo, ecco, gli appuntamenti sull'agenda, le cose, insomma, tutto per iscritto. E vabbè, ne approfitterei a sto punto per fare delle passeggiate creative e anche quel silenzio, come ti dicevo prima, contemplativo, che ti permette anche di entrare Bellissimo. in connessione con te, ma anche per capire un po' gli altri, soprattutto nel lavoro che faccio. C'è qualcosa che non ami di te? Ecco, sì, alcune volte il fatto proprio del coraggio che mi manca in alcune situazioni, magari per lanciarmi, cioè un pochino di paura c'è sempre, ecco. Però poi c'è anche un lato, una parte di me che invece spinge e mi lancia poi nel mucchio della serie adesso Speri arrangiati. sempre nel paracadute, insomma. Sì. Senti, cosa faresti di buffo se tu per un giorno solo fossi invisibile? Bella domanda. Aiuterei gli altri, non lo so, farei cercherai forse, ecco, una cosa che mi piacerebbe fare, proprio divertentissima, è quella appunto di andare a spostare le macchine. Sai perché? Perché mi perdo sempre, no, quando posteggio le macchine all'interno di un garage, no, quindi l'idea di metterle da una parte all'altra mi farebbe Compagini tutto. esatto, cioè come dire, una volta mi capitò fu veramente terribile, feci il giro di tutto il soprattutto sai nei grandi magazzini, no, quando devi parcheggiare. Sì, lì è un disastro. Se non guardi bene dove hai parcheggiato, rischi di starci una giornata solo per cercar la Esatto, macchina. quindi fare qualche scherzetto di questo tipo non sarebbe male. Far provare la stessa emozione. Avvisami quel giorno, eviterò ogni supermercato. Esatto. Come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo un po' nel vivo delle trattative. Qual è il momento più bello in una sessione di coaching? Sicuramente quando vedi il cambiamento, no, quando, ad esempio, tra le domande e tutto, vedi la persona proprio cambiare sguardo, oppure fermarsi un attimo a pensare un pochino di più, quindi quel silenzio che ti fa capire che sta cambiando qualcosa nella persona che hai davanti. Questo è molto interessante, è Qual molto è il bello. consiglio più strano o inaspettato che hai ricevuto nella tua carriera di freelance? Bella. Più sei te stessa e più clienti arriveranno. Un pochino mi ha lasciato Data. basita, però in effetti è vero. E Perché in quindi realtà siamo sempre un po' tutti alla rincorsa dell'ultimo trend del marketing, eccetera, eccetera, no? Alla fine va a finire che ci si appiattisce un po', no? Per, insomma, per categorie di mestieri, di professioni, ovviamente, intendo dire. E quindi c'è sempre l'esigenza di essere autentici, no? Ma in realtà noi siamo già autentici, perché siamo unici ed esclusivi. Quindi esatto, basterebbe davvero trasferire quello che siamo senza tantissimi orpelli che purtroppo, no, siamo un po' obbligati a usare perché, come dico sempre, noi siamo il nostro ufficio stampa, il nostro ufficio marketing, il nostro ufficio commerciale, no, noi freelance, la nostra segretaria, insomma, ecco, quindi cerchiamo sempre invece bisogna veramente essere proprio autentici e manifestarci per come siamo, senza timore. Magari anche facendo cose che non fanno tutti gli altri a livello di marketing, eccetera. esatto, Ecco, perché tanto comunque nessuno è per tutti, così come la regola del marketing, non è che tutti siamo per tutti o tutti serviamo a tutti. E quindi bella questa cosa. Senti, come gestisci il confine tra empatia e coinvolgimento emotivo nel tuo lavoro? Perché l'empatia, no, se tirata all'eccesso diventa disfunzionale come tutte le cose. Poi tu che stai studiando psicologia in questo periodo me lo confermerai che tutto quello che non è funzionale è disfunzionale a livello psicologico, no, basta quindi, poco. l'empatia, no, all'eccesso diventa disfunzionale, non è più empatia, anche perché poi diventi oltretutto rischi anche di essere terreno fertile per le manipolazioni quando sei Esatto. ecco.
come gestisci tu questo equilibrio proprio tra empatia e questa bellissima azione del stai Infatti è quello lontano. che Sì. ma è il distacco effettivamente, cioè cercare appunto di ascoltare e di soffermarmi solo sui fatti, no, si cerca anche di si dice egoless, no, cioè anche, senza pregiudizi, anche, ehm, capire dov'è l'emozione, dove sta, ma non assorbirla. Certo. Quindi l'ascolto diventa dare lo spazio per lasciarla, cioè lasciare la persona a, come dire, manifestare la propria emozione, ma dall'altra poi portare di nuovo l'attenzione sul fatto e non sull'emozione, quindi sul dolore o su qualcosa che ha dato questa. Certo. Dunque tu sei una persona molto creativa, no, in che modo la tua creatività entra nei tuoi percorsi di coaching? Attraverso, sai, le domande, cioè son domande più che altro esplorative che vanno sono molto aperte, no, ad esempio quando tu hai un'emozione, ma che cosa ti dice di te questa emozione, no, per cui vai a vedere le cose in maniera diversa, cioè da prospettive diverse, per cui, ad esempio descrivere le situazioni attraverso le metafore, oppure attraverso l'immaginazione o anche attraverso un'immagine. Rappresentarsi attraverso una narrazione piuttosto che un'immagine, questo è un utilizzo della creatività e anche dello sviluppo della creatività, perché ti permette di andare un pochino fuori dagli schemi, no? Certo. Dunque, voi coaching fate un lavoro molto bello, no, sulla consapevolezza, aiutate gli altri nel percorso di consapevolezza. Ma quando invece entrate voi in crisi, no, proprio a livello umano, cosa fate per, ristabilire il vostro equilibrio? Cercare sempre di, allora prendersi un momento per se stessi sicuramente, quindi per entrare un po' in contatto, almeno io faccio così, avere uno spazio per me, dove appunto entro in contatto con me stessa e capire appunto che cosa non funziona veramente, cosa posso migliorare, cosa posso fare di diverso, cercare appunto di, rimanere nella crisi, capire che cosa sta succedendo, però trovare poi tutte le soluzioni possibili, no, per uscirne fuori. Per cui è questo più o meno quello che si cerca di fare, o meglio io cerco di fare con me stessa. Senti, dalle tue parole, insomma anche a guardarti e ad ascoltarti si percepisce, no, questa forte passione per il tuo lavoro. Ma cosa ti piace di più del tuo lavoro? Del lavoro mi piace sicuramente la connessione con le persone, cioè il capire proprio che cosa cioè far diventare una cosa negativa positiva. Ecco, questa trasformazione del male in bene, no, e questo sicuramente oppure una crisi un'opportunità. Ecco, questo sicuramente è quello che mi piace di più. Quindi non cosa è successo a me, ma cosa è successo per me. Esatto. È un po' la filosofia buddista, insomma. Bene, senti, se dovessi scegliere un colore per raccontare la tua carriera, che colore sarebbe e perché? Allora sì, il colore potrebbe essere il blu, Mh. eccolo, che Mh-mh. è indice di eleganza, professionalità, ma anche perché credo ce ne sia davvero bisogno ultimamente. Purtroppo sai, tendiamo, come dicevamo prima, ad omologarci, no, e quindi avere anche qualche volta riuscire anche a contraddistinguersi o a essere diversi ha un po' un valore aggiunto, no, che sarebbe utile. Quindi un po' un tocco di eleganza e secondo me il blu rappresenta questo tocco di eleganza, ecco. Senti, c'è un imprenditore visionario famoso che ti ha ispirata? Imprenditori visionari non ne ho Mh. conosciuti, però sicuramente posso dire che è un mentore, una mentor saggia per me è stata mia mamma tantissimo. Nel senso che nonostante avesse appunto avuto un problema con mio papà che ha dovuto fare un intervento importante,
era riuscita comunque ad aiutare lui a riprendersi da questa cosa, ma soprattutto non ha mai abbandonato i figli, cioè me e mio fratello ci ha sempre tenuti col sorriso, sempre sorridente, ci diceva insomma che noi potevamo ottenere le cose solo se le volevamo e se ci mettevamo impegno, forza e coraggio per Certo. raggiungere, no? Quindi un grande amore che mi ha trasferito e questo grande amore lo trattengo dentro di me e lo trasferisco quindi sia a mio figlio, sia a mio marito, ma anche alle persone che lavorano con me. Quindi è un insegnamento che ho preso e che mantengo, cerco di trasmettere, ecco. Grazie per questa condivisione, che bello. Senti, qual è l'errore più comune che i tuoi clienti o no, clienti, giusto? Clienti, no, pazienti sono solo medici, sì. Fanno quando arrivano da te? Qual è Il l'errore più problema il problema è quello di non aprirsi totalmente, oppure magari non si fidano della cosa, quindi rimangono un pochino sulle loro, ecco, rimangono un po' così, però poi man mano si aprono e Non quindi c'è le cose magari cambiano. anche non far magari anche l'errore di, non ti dico arrivare con la risposta già in tasca, perché quello sarebbe aver chiaro un obiettivo e già sarebbe una cosa importantissima, ma magari di cercare la risposta più congrua da darti in quel momento, ma che in realtà poi non gli risuona dentro. Esatto, quello può succedere. Può succedere, vero, cioè questo quasi un senso di non di competizione assolutamente, ma un'ansia quasi da prestazione di dover dar la Esatto. risposta giusta, no? Esatto, però nel momento in cui poi fai altre domande, no, alla fine poi le cose cambiano, le Sbloccano. resistenze diminuiscono, quindi alla fine poi arrivi al nocciolo, Allora, all'essenza della persona, ecco. torniamo nell'immaginifico. Se il genio della lampada ti offrisse la possibilità di esprimere 3 desideri immateriali, quali sarebbero? Sicuramente la libertà mentale senza convinzioni negative, ecco, Mh-mh. sarebbe troppo bello. Non Di cambiare il averne mondo più. possibilmente, Esatto. grazie. Una Perché profonda ispirazione quotidiana, cioè nel senso che mi desse tanti stimoli e sicuramente delle relazioni costruttive, no, che ti quindi permettano appunto di creare legami solidi. e invece proprio Ehm sul piano materiale, ipostrofina la lampada e vai a realizzare 3 desideri, eccetera, cosa gli chiederesti? Sarebbe tanto avere uno studio, Okay. nel senso proprio uno spazio tutto mio, magari anche in centro, vuoi perché no? Oppure una cosa bellissima che mi piacerebbe avere è una collezione di quaderni, perché a me piace tantissimo scrivere, quindi ne ho veramente tantissimi, però cioè li prendo anche da quelli di mio figlio che non aveva utilizzato nelle scuole elementari, quindi non è proprio bello da vedere, no, quindi quelli tutti con le belle copertine, magari con delle frasi motivazionali e poi sicuramente una sfilza di colori. Cioè mi piacerebbe tantissimo tipo penne colorate, le amo tantissimo. Ecco, più o meno hai reso l'idea. Pensa che proprio settimana scorsa ho fatto proprio un piccolo ordine online, eccetera, e ho comprato proprio dei quaderni così. La prossima volta quando ci incontriamo te ne porto uno. Esatto, Ha la copertina marrone tipo con carta riciclata, son bellissimi, rilegati con la cordicina poi. bello. Bellissimo. Poi certo bisognerebbe avere anche una bella calligrafia. Io purtroppo nel tempo proprio un po' l'ho persa perché abituata a diteggiare sulla tastiera in modo ipervelocissimo, perché io non guardo neanche la tastiera, cioè io proprio scrivo sono iperveloce, però purtroppo ho perso proprio la bella calligrafia che avevo, non so tu, io l'ho persa. Quando scrivo sembra che tipo un Non ce l'ho mai avuta purtroppo la bella calligrafia. elettrocardiogramma. No, io avevo una bella calligrafia, va bene. Senti, sfatiamo un mito sulla tua professione. Qual è questo mito da sfatare? E che basta pensare positivo per cambiar la vita. Ecco, purtroppo non funziona, non ci vuole solo quello. Quindi non basta pensare: "Io penso positivo perché son Solo vivo perché perché son son vivo", vivo non no. funzia non funziona. Cioè Dai. devi lavorare molto su di te, sulle tue convinzioni limitanti, quali sono appunto le credenze e un po' stanarle, insomma uscirne Certo. fuori, per cui non male come cosa, ecco. Allora, vediamo se c'è un aspetto della tua professione che non ami
e che avresti voluto sapere prima di intraprendere la tua professione? Che in realtà no, nel senso che, è una professione che sicuramente mi permette di mettermi sempre in gioco, perché devi essere sempre sul Certo. pezzo, comunque devi formarti tantissimo, no, quindi anche l'evoluzione, cioè ti devi evolvere di continuo. Per cui mi piace, cioè a me l'idea di poter studiare, di poter, la possibilità di formarmi continuamente e anche nella creazione delle relazioni. Questo mi piace tantissimo, il fatto di stare con le persone, no, poi alla fine si creano legami anche con i clienti, tutto sommato, capito? Certo. Per cui è una co-creazione della relazione e questo mi piace tantissimo. E come vedi la tua professione tra 5 o 10 anni? Mh. Allora, mi piacerebbe immaginarmi così, cioè nel senso avere sicuramente, forse, che ne so, tipo una community, no, cioè avere, di donne che interagiscono tra di loro, oppure mi piacerebbe anche lavorare con tipo aziende illuminate che non considerino le donne solo una parte, no? Ma anche che le motivino davvero per farle crescere, oppure all'università, riuscire anche a lavorare, molto di più sull'indipendenza, no, delle ragazze, no, per cui poter dare loro la possibilità di essere libera, no? Oppure, mi piacerebbe continuare, che poi tra l'altro è una cosa che già faccio, collaborare con altre professioniste, no, cosa che sto già facendo, Mh-mh. e quindi trovarne altre con cui condividere interessi, ehm, Certo. e Senti, condividere. abbiamo fatto tanti salti nel passato, no, ora invece ci proiettiamo nel futuro. Ricevi una lettera da te stessa dal futuro anteriore. Cosa c'è scritto? Bellissima. Hai seminato bene, ora raccogli e continua a giocare, continua, vai avanti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai avanti. Che bello, che bello. Bene, sono molto contenta. Quale consiglio daresti invece a chi sta per intraprendere la tua carriera? Sicuramente lavorare prima su se stessi con tanta umiltà e pazienza, perché non è semplice poi. Se prima non capisci, cioè, chi sei, cosa vuoi davvero, cosa è importante per te, non riesci ad entrare in connessione con l'altro. Certo, e la sfida più grande del tuo lavoro qual è? Sicuramente non perdere mai il contatto con la mia autenticità, cioè il fatto proprio Il di lo non stesso perdere. il consiglio che dai agli altri fondamentalmente è la forza del tuo lavoro, insomma, quello che hai Esatto. applicato prima su te stessa, certo. Senti, siamo un po' nella parte finale di questa intervista. Quali sono i lo so che i coach non danno consigli, No, vabbè, ma noi diamo ma quali sono i 3 consigli che ti senti di dare ai nostri radioascoltatori, che ovviamente non sono tutti i tuoi clienti, quindi puoi permetterti anche di dare dei consigli. Dai consigli, te li sto chiedendo io, sentiti libero di dare consigli. Okay, quali sono i 3 consigli per i nostri radioascoltatori? Consiglio numero 1. Numero 1, cerca di non aspettare il momento giusto, Mh. nel senso crea il tuo spazio e inizia da lì. Quindi Devi partire non da subito. lunedì farò, da No, lunedì a subito, settembre, no, oggi. oggi, Adesso, adesso, appena finisce ora, questa intervista, ora, adesso. ora. Ora, categoricamente ora, imperativamente Subito. ora. Consiglio numero 2. Fare amicizia con la crisi. Vabbè, Perché stupendo. è un'opportunità, è il, come dire, l'inizio, il preludio a qualcosa di nuovo, quindi La leva. sicuramente il momento è incerto, ma poi può diventare un'opportunità. Torniamo sempre al cosa è Esatto, successo a me o cosa è successo per me. La esatto, differenza sta proprio lì, andare un po' oltre, no, cioè, perché noi diciamo: vivi il presente" e poi diciamo però
Vivi il presente però con, no, cercando di dare uno sguardo a quello che verrà dopo, quindi vivi il presente con coraggio sostanzialmente, stiamo dicendo, no? Il futuro ti serve come direzione, no? Cioè là dove vorresti arrivare, ma il presente ti serve per le azioni, no? Che devi Certo. compiere per arrivare là dove vuoi, quindi è importantissimo. Consiglio numero 3. Sicuramente circondarsi di persone che ti vedono per quello che sei, no? E quando tu ti perdi di vista ti possono aiutare. Ah, che Le meraviglia. connessioni fanno tanto. Il fatto di avere anche un supporto dall'altro, da altre persone è importante, quindi questo sicuramente. Ma secondo te, no, con tutti, i fatti di cronaca che purtroppo siamo, abituati, purtroppo abituati a leggere, quando succede qualche cosa, no, e tu dici: "Ma come è capitato che nessuno si sia accorto di questo disagio, di questo malessere?" È perché forse manca proprio questo centro del buono, perché le persone non se lo costruiscono e forse magari pensano che il centro del buono sia al di fuori e magari vanno a prendere dei riferimenti sbagliati. Cioè, come può succedere? Perché noi siamo molto consapevoli, sappiamo benissimo, no, che, ehm, alcuni fatti di cronaca avrebbero potuto anche essere, no, preventivamente contenuti o non evolvere in drammi. Perché uno Ma dice: dipende da quali, tu a cosa fai Esatto. riferimento? Ma, insomma, parliamo anche se vuoi dei femminicidi, parliamo Eh. insomma di ecco, ci sono delle situazioni in cui dici: "Com'è possibile che nessuno si sia accorto?" Quello è una È lì il domanda. problema, è lì il problema secondo me. Assolutamente sì, perché poi alla fine ci son tanti fattori, no, che ti portano ad esempio secondo me, cioè la relazione e anche la comunicazione. La comunicazione quando manca, sicuramente è un tassello importante, perché se non c'è dialogo, se, non c'è forse anche trasparenza, sicuramente poi vengono meno delle le cose non dette, no, che rimangono lì sospese e ti portano poi Purtroppo secondo ad me un siamo anche qualcosa dentro. è che purtroppo secondo me siamo abituati a filtrare la comunicazione proprio attraverso i device, attraverso il cellulare, attraverso l'emoticons, attraverso il messaggino, attraverso il vocale, ma non c'è poi l'ascolto. Cioè delle Esatto. volte, se tu ci fai caso, delle volte quando tu mandi un vocale, ne ricevi un altro, sembrano 2 conversazioni completamente È diverse. una cosa che tra l'altro odio tantissimo. Io amo chiamare, perché alla fine le cose si risolvono, Certo. velocemente parlandone, per cui per me la parola è essenziale, è fondamentale, quella che ti permette di risolvere tutte le questioni. Io ammetto, mando i vocali, ma prima dico: "Per brevità ti mando un vocale", perché magari è lunga la faccenda e magari bisogna dare delle risposte, no, quindi ora che ti metti lì a scrivere, eccetera, eccetera. Poi sono abbastanza spero essere abbastanza chiara. Senti, qual è la ricetta di donna, la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori? Una base di intuizione, un pizzico di ironia, empatia quanto basta, servire con autenticità. Allora, per la nostra sigla, no, avevamo scelto questa canzone "Ricetta di donna" di Ornella Vanoni, che abbiamo citato anche all'inizio. Io la trovo stupenda e superlativa in ogni singola parola, in tutta questa ironia, in tutta questa verità che contiene. Qual è la frase che più ti piace della canzone di Ornella Vanoni? Bella non è tutto, meglio affascinante. Sottoscrivo. Sottoscrivo. E perché? Ma perché, affascinante ha tante cose dentro di sé, secondo me questa parola è molto più ricca, no, rispetto a solo essere bella, no, quindi ci sono diversi fattori, la bellezza, non solo la bellezza naturale, ma anche potrei tradurre all'interno di questa parola il significato dell'eleganza, lo spirito e quindi di spirito, la gentilezza, l'apertura mentale, insomma secondo me dentro affascinanti ci possono essere tanti fattori.
E qui mi viene in mente ancora una poesia di Alda Merini che dice: non sono bella, ma sono erotica. È Esatto. potentissima. E ha detto tutto come sempre. La cara poetessa dei Navigli. Senti Laura, la nostra intervista è finita. Io ti ringrazio infinitamente per essere stata ancora nostra ospite. Torna tutte le volte che vuoi con tutte le novità. Poi ci dovrai raccontare della tua laurea quando Dai, sei. speriamo a breve, Alziamo dai. le dita, tornerai a trovarci con la laurea di psicologia, no? Che meraviglia, complimenti, in bocca al lupo per il Grazie. lavoro, in bocca al lupo per il lavoro, grazie per questa intervista, queste condivisioni molto sentite. Io ti saluto, auguro a tutti voi cari radioascoltatori buona radio e ci vediamo alla prossima puntata di Pesca dalla Rete. Grazie ancora alla nostra Sveva, alla parte tecnica e Sì. buona radio a tutti voi. Ascoltato Pesca dalla Rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.